L'ennesimo viaggio per nutrire i piccoli in un concerto che non finisce mai da oltre mezzo secolo tra queste mura. È una delle ultime stalle a conduzione familiare dove le rondini hanno di fatto costruito nel tempo un vero e proprio condominio. Questa sala è stata costruita nel 1961. E da quell'anno lì le rondini ci sono sempre state? Sempre, sempre, ogni anno ritornano. Il fabbricato è vecchio, quindi ritornano. Perché se si butta via un fabbricato? Se viene manomesso il fabbricato, le rondini non tornano più, non nidificano più. Ecco perché questo edificio è quasi una rarità e perché Alessandro, nonostante qualche occasione, non abbia mai preso in considerazione la possibilità di abbattere la stalla. Del resto la sua anima contadina ha troppo rispetto per le rondini e per quello che ci ricordano ogni giorno. Voi vi accorgete che cambia la stagione quando arrivano? Quando arrivano, sì. Ecco, che cosa succede? Che all'inizio ne arrivano uno o due a controllare la situazione e dopo circa 3-4 giorni arrivano tutte. È il loro condominio in terra veneta, in quell'andirivieni di ogni anno che le fa partire dalle coste africane. Un luogo sicuro dove ritrovare il proprio nido. Di solito fanno due nidiate. E per un agricoltore cos'è una rondine? Ma diciamo che è una forma di compagnia. Compagnia per la gente della terra, ma anche per gli altri protagonisti della fattoria. Così le rondini piroettano tra i cani accucciati sul fieno e le mucche ruminanti dopo il pasto delle mangiatoie. Alcune sostano sui punti strategici, scrutando l'orizzonte quasi da gendarmi, mentre le altre volteggiano sicure nell'aria prima di aggrapparsi al nido dove il chiasso dei piccoli amplifica i suoni della loro presenza. Un concerto e una danza senza età che fa tornare bimbi anche chi nelle rughe segna il suo passare del tempo. Lei quando era piccola aveva le rondini? Sempre, sempre avute. Sempre. E da bambini che cosa significano le rondini? È sempre una gioia. Un piccolo mondo antico, mai come oggi forte della sua modernità. Rondini, segnale che la terra non è avvelenata e che qui il lavoro dell'uomo è in armonia con ciò che lo circonda. Ed è forse questo il messaggio cantato in volo dalle rondini e che per troppo tempo in molti non hanno o hanno fatto finta di non sentire, ma che mai come adesso c'è bisogno di applicare, come già sentono di fare le nuove generazioni. Le rondini sono decisamente utili per la natura. È un problema comunque che stiano sparendo e stiano diventando sempre più rare. Cercherai di non buttare giù questa stalla? Spero proprio di sì, insomma, cercheremo di fare il possibile per evitarlo.